Bambini, volete la prima? Per il secondo anno consecutivo a Boscochiaro, frazione di Cavarzere, non si è riusciti a raggiungere il numero di alunni per formare la classe prima. Ne sono necessari 15, ma l'adesione è stata di sole 12 iscrizioni. In comune a Cavarzere è stata presentata e approvata una mozione a riguardo e ora della vicenda se n'è presa in carico la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Erika Baldin. La consigliera ha portato la questione all'attenzione dell'ufficio scolastico regionale. Secondo la Baldin, la scuola Lombardo Radice è espressione dei tagli che vengono fatti e di cui a subire le conseguenze sono soprattutto le località periferiche. Altre, come Boscochiaro, sono Sant'Erasmo e Asseggiano, nel Veneziano. Come è avvenuto al momento della formazione della classe per l'anno scolastico 2023-2024, il comitato Salviamo la scuola di Boscochiaro spera in una deroga per poter continuare a godere del diritto all'istruzione senza doversi rivolgere a scuole distanti, anche di comuni diversi. All'interrogazione che la Baldin aveva presentato lo scorso anno alla Giunta regionale chiedendo come avrebbe contribuito a risolvere la situazione, non seguì risposta, ma le linee guida relative al dimensionamento scolastico raccomandano di mantenere per quanto possibile almeno un ordine di scuola in ogni territorio comunale. Baldin ricorda che il Veneto è terra di comunità diffuse, rurali, isolate, magari montane, dove il trasporto pubblico non è spesso capillare e quindi efficace. Accorpare gli istituti comporta lo spopolamento di alcune aree o la decisione di dare la priorità al trasporto dei figli alla scuola meno lontana. Nella lettera che la consigliera ha inviato all'ufficio scolastico regionale, la consigliera condivide tali preoccupazioni, si appella inoltre all'amministrazione cavarzerana perché si garantisca anche per il prossimo anno scolastico la formazione della classe prima nella scuola primaria Lombardo Radice di Boscochiaro. Alla pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni si stanno sfornando le fragranti colombe pasquali, gusto classico e al cioccolato. Oltre alle golose paste, alle gustose torte e ai ricchi cornetti, le colombe di Sandro ti faranno gustare il meglio della pasticceria artigianale. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni, Chioggia.